Amiche e amici di Directa Sport, benvenuti al Comunale Circilla in Barisardo, dove si sta per giocare non una partita ma la partita che può decidere già questo girone B di promozione. Da una parte il Barisardo, dall'altra l'Idolo. Un saluto da Luigi Falqui, con me a cura delle immagini Riccardo Carta. Si comincia, che adesso sta provando ad affacciarsi invece sulla sinistra con Deiana. Il pallone nello spazio per Mugiano, la palla quasi passa. Musa che deve dargli una mano, la perde però. Silla può giocare molto bene sulla destra. Il pallone per la prima occasione per Cocco. Ziani avrebbe recuperato, gioca invece il pallone per Silla. Si è scaldato Dumbuya. Silla porta in vantaggio l'Idolo. E 1-0 al 23esimo minuto. L'azione invece personale di Lotto che cerca nello spazio Usai, tutto solo, posizione regolare, può andare 1 contro 1. Usai sul destro, cerca la conclusione, che si insacca, un bacino al palo ed è arrivato il 2-0. Verso il cuore dell'area, la palla rimbalza, pericolosissima davanti a Marongiu, che poi è fermato, si gioca, prova anche la conclusione. Ziani di forza col mancino, ci proverà Deiana, allarga. Attenzione, 1 contro 1, arriva anche la conclusione, alta. Ruggi in mezzo a 3, chiuso, Silla può ripartire. Aspetta un po', poi gioca per Cocco che arriva in velocità, sul destro Cocco, cerca la conclusione, smorzata. Arriva adesso il fischio. Pallone direttamente sulla porta, provato a sorprendere Dumbuya che invece era rimasto nello specchio. Palla comunque che non si è abbassata. Dove c'è Mugiano, dove c'è Musa, si fa vedere anche Milone. Carlander va a prendersi più il primo palo. Arriverà la battuta per Carlander, la palla resta in zona di Deiana, murato però. Ziani invece prova a metterla proprio per Musa che prova a fare la sponda, è buona in mezzo per Carlander che impatta la sfera. Vedremo quali saranno i prossimi cambi, mentre su questa punizione riesce Silla a spizzare, poi torna proprio Silla. Lascia invece a Cocco che cerca il mancino, che si spegne sul fondo, controllato comunque da Dumbuya. Col pallone adesso giocato sulla destra, in posizione regolare, può attaccare. Allora adesso Mugiano che entra in aria, va col mancino, schizza il pallone che scappa Marongiu. E poi Kevin, aiutato anche da De Solis, arriva in un secondo momento, va sul mancino, si accentra, può vedere la porta, tiro murato, poi Lodo, colpo di testa pericolosissimo. Col salvataggio di Dumbuya, con Musa un passo da fare, un autogol clamoroso. Dumbuya si è dovuto allungare come più ha potuto, ma si gioca ancora con Cocco, è tutto regolare, la palla passa, Lamin, Dumbuya, ancora Dumbuya, poi la rovesciata per il 3-0, è tutto regolare, ha segnato Cocco che probabilmente al 29esimo chiama lo schema verso la porta, la perde, scatta la Min per il 4-0, c'è Pili a fianco a lui, il servizio per Pili, Pili non può sbagliare, arriva anche il poker e festa completa per l'Idolo, a segno anche il miglior marcatore di questo campionato. Non c'è più tempo, finisce qui al Comunale Circillai, doveva essere la partita per quasi chiudere il discorso promozione. E invece è un campionato riaperto dall'Idolo che si impone 4-0 sul Barisardo. Decidono i gol di Silla e di Usai nel primo tempo. Nella ripresa hanno chiuso i giochi Cocco e Pili. E con questo vi salutiamo amici di Directa Sport. Un saluto da Luigi Falqui, un grazie anche alle immagini di Riccardo Carta e noi vi auguriamo una buona serata.